l'ispirazione, sei partito con l'ispirazione, l'ha fatta proprio. Ciao. Con ispirazione Allora, e con amore. Che là mi è stato calmato, 10 minuti mi è stato calmato. Un po' puoi fare che là, non è che tutti i giorni che te posso fare robe. Te sai artisti come chi fatti? Bisogna cogliere il momento. Il momento. De mattina, de notte. E difatti mi è stato presto. calmato di farlo, però molto se fa buttare giù non si vede. Se fa inclinare si vede meglio, cioè tutti i ragionamenti che facevo 8-10 giorni prima. E detto e fatto, da sera a poi mattina ho cominciato a farlo. Prima avevo fatto il blocco, gettato. Devo aspettare una settimana e dopo sono partito in quarta. Sono 3 giorni che ho fatto, insomma. E la scopertura del basso rilievo alla presenza del sindaco Giorgio Granello, del vice sindaco Antonello Baseggio e del contraddaiolo, ma stavolta assessore, che so che si arrabbia, ma anche Giorgio Conte lo invitiamo. Prego il presidente, io mi fermo qua, avevo meglio col microfono. Ricordiamo che dopo la costruzione della fontana dei ricordi nel 2009 si completa oggi la realizzazione del progetto del Largo Ruga. Ora verrà scoperto un attimo prima, lo diciamo, un stemma del borgo che riproduce da un lato il lupo e dall'altro la Madonna e l'entrata del borgo. Non poteva che realizzarlo il nostro mastro d'oro, e cioè Mario Bianchi, detto Caramel. Prego Presidente, prego, non so come sia il Presidente, se vuole scoprire con il Sindaco e con l'autore la bandiera, però sono 3. Prego Bettio, prego Granello, chi vuole scoprirlo avanti, Mario, se realizzarlo assieme. Apriamo e poi lo vedete che è veramente molto bello. E un applauso ancora, e ora la benedizione del microfono. Diciamo una breve preghiera. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il lupo è simbolo di forza, diciamo anche di ferocia, però c'è il lupo di Gubbio, Francescano Lupo, che è simbolo di conciliazione, di riconciliazione, di pace con tutto l'universo, regno animale, regno vegetale. Noi benediciamo in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Via da davanti. No,